La villa marittima Publius Annus alla foce del Cottone. E questo è il titolo del libro presentato oggi ad Agrigento presso la Casa San Filippo, scritto a quattro mani da Antonella Polito e Gaetano Tripodi. Il volume si può anche acquisire gratuitamente da internet. Il titolo suona nuovo perché nessuno fino ad oggi ha sentito parlare della villa di Publius Annus alla foce del Cottone, però la villa è ben conosciuta, è quella che correntemente viene definita Villa Romana di Durrueli. È il frutto di una rilettura dei resti, alla luce anche della documentazione di archivio. Si tratta di una villa marittima, cioè di una residenza di lusso della prima metà del secondo secolo d.C., in stretta relazione con il mare, proprio a ridosso della spiaggia, nel territorio adesso di Almonte. La novità è l'attribuzione della villa a un proprietario, il nome del proprietario che si ricava dal marchio di fabbrica su alcuni frammenti di tegole che provengono dall'area di scavo. È risultato di una verifica dei resti, ma anche del materiale d'archivio della sovrintendenza, relazioni di scavo, documentazione grafica e fotografica. L'occasione è stata anche quella di vedere il nuovo sovrintendente di Agrigento, Michele Benfari, alla sua prima uscita pubblica per un evento, essendo stato da poco nominato alla guida del prestigioso Ufficio dei Beni Culturali. Uno studio importante sulla villa romana di Durrueli, di questi due nostri come dire, compagni di lavoro, la dottoressa archeologa Antonella, se non sbaglio, Polito, e poi del marito architetto che hanno studiato con attenzione particolare sin dal 1990 questo luogo straordinario di bellezza incomparabile. Una villa romana che sta subendo ancora una volta, malgrado gli interventi da parte della comunità europea, anche cospicui in alcuni casi, ma che subisce quotidianamente l'attacco, diciamo, degli agenti biodeteriogeni, dell'aerosol marino, quindi di sali minerali, di nitrati, solfati, cloruri, che mettono a dura prova ogni volta gli aspetti musivi della villa stessa. Bisognerà trovare soluzioni più contemporanee, più moderne per la messa in sicurezza di questi pregevoli elementi architettonici e archeologici, nella speranza di poterli preservare il più tempo possibile per i prossimi decenni.